Da oltre ormai 24 ore l'Agrigentino è stretto nella morsa del maltempo con pioggia ma soprattutto il forte vento che ha causato non pochi problemi e non soltanto ai privati ma naturalmente anche alle varie frazioni dell'Agrigentino e in tutta la provincia. A Comitini il traffico stamattina è stato interrotto per oltre un'ora per cause di un albero che si è praticamente stato abbattuto dal vento e si è riversato in strada ostruendo praticamente il passaggio in entrambe le carreggiate. Si sono registrate lunghe code e poi sono intervenuti i vigili del fuoco a riportare la situazione alla normalità. Al villaggio Mosè ad Agrigento invece la situazione è più penosa anche per la mancanza di un sistema fognario efficiente e qua ci troviamo proprio in vicolo Teatro Tenda, una delle traverse del villaggio Mosè, una delle traverse più frequentate. Come potete vedere l'acqua ristagnata e causa molti problemi agli automobilisti, è intransitabile a piedi. Se potete notare proprio dalle immagini si è formata una sorta di fiume che per transitare occorrerebbe proprio il canotto. Ma dicevo del forte vento, il vento ha causato anche l'abbattimento di alcune insegne pubblicitarie, anche di alcune insegne dei negozi e addirittura in alcuni casi anche dei pali dell'illuminazione pubblica. Al villaggio Mosè 3 pali sono stati tenuti anche sotto stretta sorveglianza dagli uomini dei vigili del fuoco e anche della protezione civile. Insomma, sono bastate poche ore di pioggia per mettere in ginocchio tutta la città di Agrigento e parte della provincia. Allarme scirocco e forti piogge a Palermo. Il vento infatti ha soffiato per tutta la notte nel capoluogo creando non pochi disagi. Numerosi cartelloni pubblicitari sono stati divelti e decine di alberi sradicati, centinaia le telefonate ai vigili del fuoco con interventi in ogni zona della città. Alla scuola Salgari in via Paratore lo scirocco ha staccato la guaina che si trovava sul tetto per proteggerla dalle infiltrazioni. I vigili del fuoco hanno chiuso la parte sottostante dell'edificio. Il forte vento ha infranto anche vetri e finestre al secondo piano e gli studenti si sono riuniti in palestra in attesa che i locali ritornino agibili. Grossi disagi anche all'aeroporto Falcone Borsellino a causa del forte vento. I piloti hanno difficoltà ad atterrare sulla pista e già 7 voli sono stati dirottati a Catania e Trapani. Lo scalo è rimasto in funzione ma i piloti non sono riusciti ad atterrare a causa delle forti raffiche. Notevole il lavoro svolto in queste ore dal personale della torre di controllo dello scalo palermitano. I voli provenienti da Bologna, Lampedusa e Bergamo sono stati dirottati su Birgi, quelli in arrivo da Napoli, Milano, Linate e Venezia su Catania Fontanarossa. Disagi a causa del forte vento anche per la circolazione dei treni, blocco di circa un'ora e mezza sulla linea Palermo-Messina, situazione rallentata anche per i treni che da Palermo portano all'aeroporto Falcone Borsellino. A causa del forte vento lungo le autostrade numerosi alberi sono finiti nella sede stradale, difficile la circolazione nei viadotti. E da questa mattina l'autostrada A20 Palermo-Messina è chiusa al traffico a causa di un tir che si è ribaltato tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono in direzione Messina. Gli automobilisti sono stati costretti ad uscire a Cefalù e rientrare a Castelbuono. Sul posto l'ANAS, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Buonfornello. A causa del forte vento difficile la circolazione. Anche l'aeroporto di Pantelleria è rimasto chiuso a causa del forte vento di scirocco. Ieri notte le raffiche hanno raggiunto 100 km/h. Il vento ha provocato danni di notevole entità nella nuova aerostazione inaugurata la scorsa estate. Pannelli sono volati fino a raggiungere la caserma dei Vigili del Fuoco.